Al posto di Gesù la parola cucù o festa nel cielo blu. La decisione delle maestre della scuola elementare De Amicis di Agna di modificare il testo della canzone della recita di Natale eliminando alcuni riferimenti della tradizione cristiana ha creato non pochi malumori tra i genitori del piccolo paese della Bassa Padovana che hanno visto nelle schede dei loro figli le modifiche apportate a penna. Ho pensato che sia stato un errore e che sicuramente questa cosa andrà a turbare la sensibilità di tutte le famiglie che credono nella religione cattolica. Però allo stesso tempo credo anche che il plesso, le maestre si siano rese conto dello sbaglio fatto, hanno fatto le loro scuse. L'ho scoperto tramite altri genitori perché non mi ero accorta della correzione fatta in queste famose fotocopie e sì, l'impatto non è stato piacevole perché comunque è un discorso molto delicato che può turbare la sensibilità di molte persone. Comunque tengo a precisare che nella recita i simboli religiosi ci sono tutti, dal presepe all'albero. Il tam tam nelle chat dei genitori della scuola ha esteso la polemica tanto da arrivare anche alla politica. Tra i genitori coinvolti anche lo stesso sindaco Gianluca Piva e una sua assessora della giunta. Nei testi dei bambini delle canzoni erano proprio cancellate a penna e riscritti sopra, cancellate le parole Gesù, Betlemme, insomma tutte parole che hanno comunque un significato religioso e questa cosa ci ha dato fastidio. La questione è stata portata all'attenzione della dirigente scolastica per evitare che il momento di festa per gli alunni venisse guastato. La dirigente, a nome delle maestre, ha spiegato l'intento della scuola. Lo scopo di questa recita è vivere il Natale nella sua caratteristica ed è lo scopo di conoscere e valorizzare quelle che sono le tradizioni tipiche del nostro paese e della nostra cultura. La scuola educa all'inclusione, educa alla tolleranza, educa al rispetto dei diritti di ciascuno, ma educa anche alla conoscenza e al rispetto delle tradizioni. Quindi questa è una recita di Natale, c'è il presepe nella scuola. Alla fine la recita si è svolta, i bimbi hanno cantato il testo con la versione con la parola cucù, ma circondati dai simboli della tradizione come il presepe allestito nell'atrio della scuola e l'albero di Natale.